Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. Apriamo con il ponte sullo stretto. Il governo accelera, da Bruxelles arriva un assist decisivo e domani è atteso il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Donald Trump stringe sull'Iran e offre a Teheran un'ultima chance per riaprire lo stretto di Hormuz e tornare al negoziato sul nucleare. Sul fronte economico, Giorgetti indica la priorità. Prima la sicurezza energetica, poi le spese per il riarmo. Dopo la crisi migratoria di Ceuta, l'Italia rafforza i controlli e assume 500 poliziotti per presidiare i confini. La Lega rilancia il federalismo fiscale, chiedendo più responsabilità e autonomia per regioni e comuni. Infine i Campi Flegrei, 100 milioni per l'emergenza, mentre oltre 700 persone restano fuori casa. Questi i titoli. Ora vediamo tutte le notizie del giornale. Ponte sullo stretto, avanti tutta. Domani il parere decisivo e arriva l'assist europeo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la delibera Airopi riconoscendo il preminente interesse pubblico dell'opera. Bruxelles chiarisce che il vecchio appalto può restare valido senza una nuova gara nel rispetto delle condizioni europee. Domani è atteso il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Si profila un via libera con prescrizioni, prima del CIPES e della Corte dei Conti. Le opposizioni denunciano un blitz sulle nomine, ma l'organismo conta circa 100 componenti e il presidente giudica pretestuoso che 2 professori possano condizionarne il voto. Trump stringe l'Iran. Fate l'accordo. Ultima chance per Teheran. Trump lascia aperta la porta del negoziato con l'Iran, ma avverte che non resterà aperta per sempre. Offre a Teheran un'ultima possibilità per riaprire lo stretto di Hormuz e affrontare il dossier nucleare, mantenendo la pressione americana. Da Hormuz passa una quota decisiva dell'energia mondiale. Se resta bloccato, aumentano petrolio, trasporti, bollette e costi per le imprese, anche in Italia. L'accordo non è concluso e Teheran contesta la versione americana. Trump punta sulla pace attraverso la forza. La deterrenza può costringere un regime a scegliere. Giorgetti, prima l'energia, poi le armi. L'Italia frena sul riarmo. Giorgetti annuncia che l'Italia userà tutto il margine per la sicurezza energetica, lo 0,3% per 2 anni, fino allo 0,6% complessivo. Sulla difesa, il governo si fermerà allo 0,9%, sotto il massimo dell'1,5% previsto dalla clausola europea. Non è un rifiuto della sicurezza militare, ma una priorità. Senza energia accessibile, il paese perde industria, occupazione, competitività e autonomia. La flessibilità europea va usata per approvvigionamenti, produzione ed energia, evitando che la crisi impoverisca famiglie e lavoratori. Ceuta. I confini vanno protetti. Roma non abbassa la guardia. Dopo la crisi migratoria di Ceuta, Piantedosi difende i controlli aggiuntivi italiani. Non una misura contro la Spagna, ma una precauzione davanti a un'emergenza esplosa in poche ore. Il governo assume 500 poliziotti e chiede in Europa più rimpatri, cooperazione e centri nei paesi terzi. Madrid sostiene che 70.000 dei 72.000 irregolari entrati a Ceuta siano già rientrati e che nessuno abbia raggiunto Schengen. Il dato mostra che controllare le frontiere contiene gli ingressi. Solidarietà alla Spagna non significa restare fermi. Prudenza non è xenofobia. Fisco ai territori. La Lega rilancia l'autonomia. Chi impone una tassa deve rispondere ai cittadini di come usa quei soldi. È il principio della riforma dei tributi regionali e locali, approvata in Commissione Finanze alla Camera e rivendicata dalla Lega. Giulio Centemero parla di meno burocrazia e maggiore sussidiarietà. Il federalismo fiscale non deve portare nuove tasse, ma responsabilità. Regioni e comuni devono spiegare prelievi, spese e servizi. Le opposizioni temono la frammentazione. La Lega replica che avvicinare le decisioni ai territori permette di distinguere chi amministra bene da chi spreca.
Roma non può incassare tutto e scaricare inefficienze sulle comunità locali. Flegrei, le risposte arrivano subito. 100 milioni per l'emergenza. Oltre 700 persone sono fuori casa nei campi Flegrei. 57 edifici risultano inagibili e quasi 400 abitazioni sono state sgomberate. Il governo ha stanziato 100 milioni di euro dopo una prima valutazione dei danni. Musumeci ha riferito al Senato, mentre Piantedosi ha incontrato i cittadini dopo le proteste di Pozzuoli. È un primo intervento, non la soluzione definitiva. Servono controlli rapidi, assistenza agli sfollati e responsabilità chiare tra Stato, Regione e Comuni. Non risse o passerelle, ma fondi, procedure efficienti e tempi certi. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Safe. Certi debiti sono catene. Borghi avverte sui prestiti UE. Giorgetti ha scelto prudenza, massimo margine europeo per la sicurezza energetica, meno spazio per il nuovo debito destinato alla difesa. Claudio Borghi chiede però chi presta il denaro e a quali condizioni. Intervistato da ilsussidiario.net, Borghi chiarisce che Safe non decide quali armi acquistare né come distribuire le risorse. È uno strumento finanziario. Indebitarsi con Bruxelles comporta controlli e vincoli che possono ridurre l'autonomia di governo e Parlamento. Borghi paragona il meccanismo a una banca che presta i soldi, ma pretende di scegliere la casa e conservarne le chiavi. È il creditore che decide le condizioni. Anche la convenienza resta da dimostrare, tra tasso variabile, risparmi incerti e il rischio che il vantaggio sia soprattutto dell'Unione Europea. Io la chiamo cessione di sovranità contro i nostri interessi, conclude. È una valutazione politica, non tecnica. Ma difendere l'Occidente non significa firmare assegni in bianco a Bruxelles. Migranti, firme vuote dall'Europa. Serve un vero piano Mattei comune. La vera alternativa è tra immigrazione governata e immigrazione subita. Paolo Giordani parte da qui per leggere la crisi di Ceuta e la risposta europea. L'Italia ha rafforzato controlli, rimpatri e centri nei paesi terzi. Misure necessarie, spiega Giordani, ma insufficienti senza una strategia comune per Africa e Mediterraneo. Lampedusa, Lesbo, oggi Ceuta. Cambia la rotta, ma il copione resta. Esplode l'emergenza. Bruxelles promette accordi, poi la pressione si sposta. Le 22 firme raccolte dall'Italia hanno un peso politico, ma una lettera non costruisce una politica migratoria. Giordani propone un piano Mattei europeo, sicurezza contro i trafficanti, rimpatri, investimenti, energia e accordi con i paesi di origine e transito. Non aiuti senza condizioni, ma interessi reciproci e risultati verificabili. Gli hub esterni funzionano soltanto dentro intese solide, perché chiusa una rotta, le reti criminali ne aprono un'altra. Giordani esclude prove di una regia americana dietro Ceuta. La solidarietà europea non può fermarsi ai comunicati. Governare l'immigrazione significa difendere i confini e creare alternative concrete alle partenze illegali. Si conclude qui il TG di Radio Libertà con il sussidiario.net. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è per domani, alla stessa ora, sulle frequenze di Radio Libertà. A domani. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato